Ciao amici di GD Ferro Team, questa sera siamo a Campo San Piero in provincia di Padova, a una selezione di Miss Italia. Questa sera si svolgerà Miss Fragola. Ci vediamo tra poco con la vincitrice. Allora io intanto mi farei da parte perché vorrei un applauso per tutte le nostre concorrenti che le vediamo in una prima passerella velocissima. Prego, andiamo con un po' di musica, eccole qui. Sono tantissime, sono 29, a loro rivolgerei un bel applauso perché sono davvero molte ragazze che sono accorse in questa importante location per questo prestigioso titolo che ha fatto la passerella ovviamente veloce, poi come si fa insomma in selezione di Miss Italia avremo modo di presentare tutte con il loro abito, poi le conosceremo con il podio ufficiale del concorso. Ci sono voluto trovare delle amiche questa sera. Io vorrei sul palco una persona che si è distinta in questi ultimi mesi, visto che è colei che si è aggiudicata il titolo di Miss Veneto 2018, con noi Diletta Sperotto. La nostra Diletta Sperotto. Anche la rima abbiamo trovato quest'anno, ospite nostra questa sera. Senti come sta andando questo titolo che ti stai portando in tante occasioni, in tanti eventi. Buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti, questo titolo lo porto sempre con me, sta andando molto bene, sto facendo molti lavori grazie a Miss Italia e devo ringraziarvi per questo. Ringrazio anche di essere qui stasera, di essere come ospite e non vedo l'ora di potervi mostrare. Certo, ti accomoderai al tavolo della giuria, ovviamente Diletta non voterà, anche perché ci sono tante ragazze che si ripresentano a Miss Italia, magari questa sera ce ne potrebbe essere qualcuna che magari sfilava proprio con te lo scorso anno, ma lei non è sola questa sera abbiamo voluto davvero strapare e quindi c'è anche la Miss Veneto che l'ha preceduta, che è qui con noi questa sera, che è Miss Veneto 2017. Ricordo perfettamente quella sera in piazza Aurora a Jesolo, quando Katie ha incoronato Diletta. Non mi ricordo chi piangeva di più delle due, perché non me lo ricordo, però erano tutte e due molto emozionate. Katie, buonasera innanzitutto. Buonasera, grazie per avermi ospitato qui anche quest'anno, sono davvero contenta e in bocca al lupo a tutte le ragazze. C'è una carriera nel mondo della moda che ti si è aperta, ti abbiamo visto in questa occasione qui qualche anno fa, ti abbiamo visto sul palco di Miss Veneto e poi abbiamo cominciato a vederti in tanti servizi fotografici, in tanti eventi in giro per l'Europa. Come sta andando questa tua carriera di modello? Sta andando molto bene, procede, ormai è un anno e mezzo che faccio questo lavoro e sono davvero molto soddisfatta per come sta andando. È bellissimo vedere queste ragazze che io ho presentato bene, ma come sono cresciute, non solo in altezza, quelle erano già alte prima, ma proprio come affrontano il palco alla passerella Prade. Ma non è finito qui, poi le vedremo durante la sfilata allora. Non è finito qui perché abbiamo un'altra titolata nazionale finalista di Miss Italia. Qui torniamo al 2018, lei ha vinto il titolo di Miss Sorriso Veneto, quindi è obbligata a uscire con il sorriso Federica Driusso, ma lei sorride sempre. Eccola qui la nostra Federica.
Come ricordi la finale di Miss Italia, le tre finali? Faticose lo sappiamo, però che ricordo ti porti dietro? Diciamo che il percorso di Miss Italia sicuramente è un'emozione sin dall'inizio per l'adrenalina che si vive anche per le ragazze nel backstage. Però io ricordo soprattutto quando ho vinto il titolo di Miss Sorriso Veneto, perché per me è stata un'emozione grandissima, è stata una delle ultime tappe regionali che abbiamo fatto. Non me l'aspettavo e aspettatamente appunto ho pianto. Erano veramente felice e spero per tutte le ragazze che capiti anche a loro. Diletta invece ha avuto, mettetevi vicini al centro del palco, così vi posso fare. Diletta invece è stata particolarmente fortunata nella finale perché si è presa l'ultimo momento televisivo sulla 7, che è il momento di più alto ascolto, visto che lei aveva individuato in quella che poi è risultata la vincitrice Carlotta Maggiorana di Miss Italia la ragazza più simpatica, e le due pretendenti al titolo hanno scelto una concorrente con la quale hanno condiviso il loro percorso. Tu sei riuscita a beccare giusto Carlotta. Ho fatto vincere io. No dai, comunque Carlotta è una ragazza meravigliosa, infatti l'ho conosciuta e è stata un'emozione per me appunto nella finale aiutarla e realizzare il suo sogno, è stato un momento bellissimo. Questo è il bello di Miss Italia, come condividono queste esperienze e come c'è solidarietà tra loro. Grazie ragazzi, ci vediamo più tardi quando sarete impegnati con la stessa. Fate una sorpresa, dai, parti tu con loro pensiero. Dai, eccoli qua, un bel applauso per loro. Salutiamo il 2018 e a questo punto entriamo nel pieno del 2019, 80ª edizione di Miss Italia, e io vi porto ovviamente i saluti da parte della patrona Patrizia Meridiani, alla quale rivolgerei un bel applauso. Io adesso le telecamere che si inquadrano, abbiamo amici che ci vengono a trovare con i vari blog, quindi questo applauso che arrivi a Patrizia che lo merita, che con tanto affetto e passione cura e soprattutto tanta grinta questo concorso. Bene, 29 ragazzi in gara e adesso dicevo si rientra nel 2019 perché adesso andremo con la prima sfilata con l'abito che ogni ragazza decide di indossare. Io mi metto in un angolino e ve le vado a presentare. Amici, voi pronti per gli applausi e voi giurati pronti perché adesso si comincia a votare. Concorrente numero 1. È lei che apre ufficialmente la selezione di Miss Fragola Campo San Piero, lei è Ilaria. Grazie Ilaria, andiamo con Sara, concorrente numero 2. Quindi andiamo con Giorgia, concorrente numero 3. Andiamo con Silvia, concorrente numero 4.
Va bene anche Giulia, che lascia spazio a Elisabetta, che concorre con il numero 6. La prossima, la concorrente numero 7. Numero 7, lei è Nicole. E quindi andiamo con Elena, concorrente numero 8. Manca il numero 10. Altra Asia. Molto bene, e andiamo con il numero 11, lei è Beatrice. Andiamo con Valentina, la numero 12. Andiamo a conoscere Claudia, concorrente numero 13. Con Sandy, numero 14.
numero 15. Quindi andiamo con Giulia, concorrente numero 16. Lei è Paola. 20 anni di Zugliano, quindi dalla provincia di Vicenza, studentessa della formazione primaria. Andiamo quindi con Ilaria, concorrente numero 18. Bene, andiamo con il numero 19, lei è Giulia. E dopo la numero 19 arriva ovviamente la numero 20 ed eccola qui, lei è Lisa. Quindi è la volta del numero 21, lei è Raquel. Con la concorrente numero 22, lei è Noel. Ed ora andiamo con il numero 23, lei è Eleonora.
di Asia, concorrente numero 24. Ed ora è la volta di Ilaria che concorre con il numero 25. E lascia spazio a Nicole che concorre con il numero 26. Andiamo con Susanna, la numero 27, 20 anni di Piombino Dese. Quindi abbiamo Linda con il numero 28. Del gruppo, la numero 29, lei è Caterina. Punto, intanto che la giuria riesce a riordinare le idee, abbiamo una sorpresa. Gina la Fragolina, dov'è? La mascotte della festa, scusate mi avvicino da queste parti perché la mascotte della festa della Fragola di Campo San Piero in anteprima assoluta questa sera qui con noi, poi la vedremo anche alle premiazioni. Gina la Fragolina. Bene? Ok, facciamo un applauso ancora. Bene. E allora, primo passaggio è andato, quello in abito. Adesso arriva il momento di fondo più importante per queste ragazze, perché la giuria ha già magari espresso un primo appunto, ma adesso arriva l'uscita in voti, quindi questo è il momento in cui la giuria andrà a mettere il voto definitivo, che sarà quello utile poi per il conteggio, per poi decretare la vincitrice. Io vorrei andare a presentare i giurati che sono con noi, per noi sono tutti importanti, l'ordine è fatto solo in base a come io ho preso i miei appunti. Francesco Scapolo, buonasera a lei, insieme alla Vice Franco, Norma Guidi, Anna Prevedello, Gianluca
Gianluca Maragno, Nicola Bustreo, insieme a Chiara Schiavon, Michele Busato, Mattia Mario e poi abbiamo con noi il giornalista del Gazzettino Michelangelo Cecchetto. Grazie ai giurati, facciamo un applauso perché è sempre un impegno difficile fare giurare una selezione di Miss Italia, perché comunque ci sono tante ragazze da vedere. Qui Campo San Piero, direi che le ragazze che sono passate da queste parti sono sempre distinte e quindi sicuramente la giuria buon occhio, però ogni serata, ogni appuntamento c'è una giuria diversa e questo è il bello di Miss Italia. Alla fine a Miss Italia, in funzione di 80 anni, la bellezza vince sempre. Come ha detto prima la Diletta, che è stata stretta un bel rapporto di amicizia con Carlotta Maggiorana, la nostra Miss in carica, sta veramente lavorando tantissimo, tante apparizioni televisive, è una grande, anche lei si sta dimostrando una grande Miss Italia, e belle con quel qualcosa in più, e noi è proprio questo che cerchiamo e chissà questa sera. Bene, quindi signori giurati, attenzione perché adesso dovete davvero mettere il vostro voto definitivo, rivedremo tutte le ragazze con il podio ufficiale e quindi io vi metto da parte, qui citerò spesso il numero ma non parlo molto, le lasciamo che possano sfilare tranquillamente. Attenzione, siamo pronti per accogliere la concorrente numero 1, Ilaria. Ilaria, concorrente numero 1. Poi abbiamo la concorrente numero 2, Sara. Prontissima con il numero 3. E quindi Silvia, concorrente numero 4. Facciamo tutte un passo avanti, la giuria vi può rivedere in questo primo gruppo di 4 concorrenti, ricordando che la numero 1 è Ilaria, la numero 2 è Sara, la numero 3 è Giorgia, la numero 4 è Silvia. Qualche secondo, no, aspettate ancora un po', vedo che la giuria vi sta scrutando ed è giusto che abbia tutto il tempo, poi diamo il tempo ai nostri fotografi a fare il loro lavoro. Possiamo rimandarli in camerino? Prego. Siamo pronti? Io, sapete, vado ogni tanto a rilento perché guardo i giurati quando mettono il voto. Adesso ho messo il voto, quindi siamo pronti, eccole qui. Prontissime, l'altro gruppo di 4 concorrenti e andiamo con il numero 5, lei è Giulia, prego.
concorrente numero 6. Non è vietato fare applausi, anzi. Andiamo con il numero 7, lei è Nicole. Andiamo con il numero 8, prego Elena. Rifatelo! Parente? Non voglio sapere di chi, sì, è parente di qualcuno. E penso che capito anche di qui. Grazie ragazzi, potete rientrare. E andiamo con le prossime 4. Corrente numero 9. Abbiamo un'altra Asia, però questa volta concorre con il numero 10, perché lei è la numero 10. Beatrice numero 11. Ora sì, c'è la numero 12, lei è Valentina. E 12. E andiamo quindi con il prossimo gruppo, da 13, 14, 15 e 16. Eccole qui. Claudia, numero 13.
sì, numero 14. Prego Nicole, concorrente numero 15. Quindi andiamo con la concorrente numero 16, lei è Giulia. Claudia, la numero 14 Sandy, la numero 15 Nicole, la numero 16 Giulia. Facciamo un applauso a tutte le ragazze che abbiamo visto e che vedremo poi, perché sono veramente straordinarie. Cioè, il bello di Miss Italia è questo, che in fondo sono ragazze, alcune fanno già le modelle, stanno già facendo i primi lavori e così partecipano a Miss Italia, perché sanno che Miss Italia innegabilmente è un concorso che dà un'ampia visibilità e magari nel loro lavoro possono ottenere anche dei benefici. Altri, noi lo sappiamo perché compilano una scheda che conosciamo prima della serata, magari è la prima volta che si esibiscono sul palcoscenico e lo fanno proprio perché Miss Italia richiama anche le ragazze che per una volta, poi magari ci prendono gusto, vengono più volte, per una volta sono davvero le protagoniste di uno spettacolo. E queste ragazze stasera sono davvero straordinarie, stanno comportando tutte molto bene, ma andiamo con il prossimo gruppo, dove sono le prossime, che sono la numero 17, 18, 19 e la numero 20. Pronta 17? Vai! Paola, concorrente numero 17. Ilaria, tocca a te. Ilaria con il numero 18. Giulia con il suo numero 19. Lisa, numero 20, prego.
Elisa, 17, 18, 19 e 20. Potete rientrare, grazie. Siamo prontissimi ovviamente ad accogliere anche il prossimo gruppo, che è la 21, 22, 23 e la numero 24. Andiamo con Rachele, concorrente numero 21. Quindi abbiamo Noel numero 22. Allora, numero 23. Prontissima anche Asia, concorrente numero 24. E ora passo avanti per Rachele numero 21, Noele numero 22, 23 Leonora, 24 Asia. Ormai hanno i tempi, non serve neanche darglielo, fanno autogestione del palcoscenico. Bello, guarda che abbiamo uno staff dietro le guide eccellente. Grazie, andiamo con il prossimo gruppo che sarà composto ovviamente da 5 concorrenti, avremo la 25, 26, 27, 28, 29. Ilaria numero 25. E dopo Ilaria abbiamo la numero 26, Nicole. Susanna numero 27. Lei è Linda, concorre con il numero 28.
chiude il gruppo Caterina, la numero 29. Un passo avanti per Ilaria, numero 25, Nicole, numero 26, Susanna, numero 27, Linda, numero 28, Caterina, numero 29. Potete rientrare, grazie. Sì, 29 concorrenti sono un bel numero, per essere un inizio, stiamo cominciando le selezioni ovviamente, quindi è un bel numero e anche ragazze molto entrambe, di questo siamo davvero molto soddisfatti. Vedo che la giuria sta chiudendo le sue schede, quindi saranno pronti per iniziare i conteggi, ma io ho detto che di questa serata facciamo un applauso anche alla Proloco di Campo San Piero, perché insomma so che di là stanno mangiando tutti molto bene. Io oggi sono arrivato qui a fare una passeggiata, arrivato con anticipo ovviamente, e sentivo dei profumini straordinari che arrivavano dalla cucina, e quindi quest'anno poi hanno voluto portare l'evento all'interno di questa tensostruttura, e credo che la scelta si sia rivelata sicuramente vincente, senza nulla togliere ovviamente alla bellissima piazza che ci ha ospitato negli anni precedenti. Allora, siamo pronti per rivederle tutte sul palco? Eccole le 29 candidate al titolo di Miss Fragola Campo San Piero, un applauso per loro, eccole qui. Io prima di iniziare le premiazioni vorrei ringraziare un'amica che ci è voluto trovare questa sera. Lei è già una finalista regionale, a proposito di come le ragazze si trovano, che stanno in piacevole compagnia con le loro amiche. C'è una ragazza che è già una finalista regionale, si è avvicinata a Miss Italia, non aveva molta esperienza nel settore dei concorsi, ha detto ma io posso venire a fare le selezioni, ma certo che puoi, però noi ti presentiamo una finalista, Beatrice Vallì, dov'è la numero 11? Facciamo un applauso per lei. È venuta a trovare, mi sembrava doveroso perché ovviamente non sei in gara e quindi ti abbiamo presentato volentieri tra le tue compagne. Grazie comunque. Una nostra preziosissima collaboratrice Valentina si posizionerà qui nell'angolo per poter fare la diretta Facebook. Noi faremo una diretta Facebook vera e propria sulla pagina Miss Italia Veneto. Ovviamente Valentina, se ti puoi spostare non troppo, perché altrimenti vai giù e non è bello, però dietro vedo Mirko e altri amici che devono fare, spostatevi un po' voi, aiutiamoci, grazie. Il palco questa sera è molto alto, lo sapete bene, lo sapete bene. Qui a Campo San Piero, ci troviamo in provincia di Padova, 29 bellissime ragazze questa sera sono qui per aggiudicarsi il titolo di Miss Fragola Campo San Piero, ma non solo, perché 6 sono le fasce che andremo a consegnare questa sera, e la cosa bella per loro, lo sanno già ma lo ripetiamo per voi, per il pubblico, e lo ripetiamo a loro: tutte le prime 6 classificate saranno ammesse direttamente alle finali regionali in Veneto di Miss Italia, quindi avete una grandissima opportunità voi, perché il primo scalino di avvicinamento per Miss Italia, questa sera lo realizzerete. Per diventare Miss Italia bisogna fare le selezioni,
si vincono le selezioni, si fanno le finali regionali, si vincono le finali regionali, si arriva alle prefinali nazionali. Questo avviene a Miss Italia, giunto quest'anno alla sua 80ª edizione, e grazie ovviamente a Patrizia Mirigliani per l'affetto e la grinta con il quale continua a seguire questo concorso e ovviamente queste straordinarie ragazze. Bene, arrivati a questo punto noi abbiamo fatto sfilate in abito, in body, abbiamo avuto una giuria che ha visto le ragazze, le ha giudicate, è arrivato il momento di premiare e quindi iniziamo con la sesta classificata. Sarà premiata, ci sono venute a trovare nel corso della serata delle ospiti graditissime: Federica Driusso, Miss Sorriso Veneto 2018, eccola qui la nostra Federica, buonasera, al centro del palco, sesta classificata, quindi ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Veneto. Lei è la numero 3, Giorgia da Canal di Borgo Valbelluna, provincia di Belluno, è lei che si aggiudica il sesto posto, sesta classificata. Grazie Federica e grazie e complimenti ovviamente anche a Giorgia. Bene, è venuta a trovarci Miss Veneto 2017, prefinalista ovviamente di Miss Italia, Katy Stevanato. Eccola qui, prontissima con la fascia della quinta classificata. Com'è Katy tornare a casa tua? Sinceramente sto un po' tremando perché è un'emozione di 2 anni fa di vivere questo momento, per cui sono emozionata pure io. Sei stata Miss Fragola. Ricordiamo, bene, quinta classificata, anche lei è ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Veneto, è la concorrente numero 19, Giulia Fabio di Sazzano, provincia di Venezia, è lei. Complimenti Giulia, grazie Katy. Quarta classificata con noi Enrico Concolato della Proloco di Campo San Piero. Prego Enrico. Proloco di Campo San Piero, organizzatrice ovviamente della festa della Fragola. Io mi metto sempre da parte perché al centro del palco Enrico che andrà a premiare la quarta classificata, anche lei ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Veneto, la concorrente numero 1 Ilaria Vezzore di Armignase con provincia di Padova. Grazie Enrico. La terza classificata sarà premiata dal vice sindaco Attilio Marzano. Buonasera vice sindaco, buonasera a lei. Terza classificata. La concorrente numero 8 Elena Calzalara di Milano, provincia di Venezia, è lei. Complimenti a Elena e grazie ovviamente al vice sindaco. E a questo punto per premiare la seconda classificata arriva Giampaolo Mistro, il presidente della Proloco di Campo San Piero. Buonasera Presidente, buonasera a lei, grazie, complimenti alla vostra Proloco per questa bellissima festa. Grazie, è sempre un piacere ospitarvi ogni anno, è già la terza edizione insomma, che vi abbiamo qua a Campo San Piero. Tu sei sempre una persona squisita e porti sempre, come ho detto prima, la bellezza qua. Ah, ma non sono io che le porto, sono le mamme e papà che sono qui di queste ragazze alle quali rivolgerei un bel applauso, perché il bello di Miss Italia è che quando vengono a fare le serate si muovono le famiglie e questo è il bello di questo concorso. Sono mamme, ma poi c'è uno staff dietro le quinte che si occupa, io sono qui a chiacchierare e questo è il mio piacere, poi conoscere persone simpatiche come voi, ma andiamo avanti. Seconda classificata. Anche lei ammessa alle finali regionali in Veneto di Miss Italia, la concorrente numero 22 Noel Gustafsson. Lei arriva dalla Svezia, cittadina italiana, quindi ha i requisiti per partecipare al concorso. Seconda classificata oggi, eccola qui. Grazie. E a questo punto è vero che tutte sono ammesse le prime 6 classificate alle finali regionali,
però vincere il primo titolo credo sia sempre una soddisfazione in più, e quindi io sul palco vorrei Katia Maccarone, che è il sindaco di Campo San Piero. Buonasera sindaco. Con lei Miss Veneto in carica Diletta Sperotto, e poi mi piacerebbe venisse anche Paola Rizzotti con Corona per la vincitrice. Sindaco, intanto a lei il microfono per un saluto. Sì, un complimento lo rivolgo alle ragazze che si sono dimostrate spigliate e bellissime, e qualcuna più dolce, qualcuna più grintosa, hanno manifestato il loro carattere sfilando qui davanti a noi. Non è facile, bravissime ragazze. Grazie sindaco. Paola, organizzatrice dal tuo punto di vista di Miss Italia, suggerita di Miss Italia in Veneto, come è andata questa serata? Ma mi associo a quello che ha appena detto il sindaco. Devo dire che ormai è diventata una tradizione la tappa di Miss Italia in occasione della fiera della fragola. Che dire, ragazze bellissime ma soprattutto bravissime. Qui ci riservano sempre questa accoglienza particolare, infatti io devo ringraziare lei come sindaco, ma tutti indistintamente i componenti della Proloco, perché veramente sono bravissimi, lavorano tantissimo per questa festa e per noi sono un supporto fondamentale. Per le ragazze i miei proprio personali complimenti a tutte, un grazie ai genitori che le portano, che le supportano anche, e alle prossime selezioni. Grazie Paola. Diletta, Miss Veneto che vai a premiare Miss Fragola Campo San Piero. Sì, è finita anche questa serata, ci saranno altre selezioni, speriamo che non arrivi ad agosto perché non voglio cedere da palco. E niente, scopriamo. Esatto, io mi faccio da parte, io non c'entro nulla. La corona la consegna Diletta, mamma mia che responsabilità. Bene, vince il titolo di Miss Fragola Campo San Piero 2019 la concorrente numero 17 Paola Agnata di Giuliano, provincia di Vicenza. Io un applauso lo voglio per Ilaria numero 1, Sara numero 2, Giorgio numero 3, poi Raimundo, Silvia numero 4, Giulia numero 5, Elisabetta numero 6, il numero 7 di Nicole, numero 8 Elena, numero 9 Asia, numero 10 un'altra Asia, numero 11 Beatrice, numero 12 Valentina, numero 13 Claudia, numero 14 Sandy, e poi ancora le abbiamo tutte, Nicola numero 15, 16 Giulia, 17 Paola, 18 Ilaria, 19 Giulia, 20 Lisa, 21 Rachele, la 22 Noel, la 23 Leonora, la 24 Asia, la 25 Ilaria, la 26 Nicole, la 27 Susanna, la 28 Linda, la 29 Caterina. Loro sono state le grandissime protagoniste di questo appuntamento qui a Campo San Piero per l'elezione di Miss Fragola. Un applauso per tutte quante loro. Ragazze, il percorso di Miss Italia è ancora lungo. Paola Rizzotti ci sta riservando con il suo staff ancora tante selezioni, e quindi c'è possibilità per tutti. Intanto questa sera 6 di voi accederanno alle finali regionali e tutte le altre vi aspettiamo alle prossime selezioni. Grazie a voi amici di Campo San Piero, grazie ovviamente alla giuria, e arrivederci alla prossima selezione. Se volete iscrivervi in Miss Italia, www.missitalia.it. Ciao! Siamo qui con Paola Agnata, vincitrice della selezione di Miss Italia Miss Fragola. Ciao Paola, aspettavi questa vittoria? No, sinceramente non me l'aspettavo, sono stata molto contenta e spero di poter proseguire questo percorso e speriamo che Miss Fragola mi porti fortuna. Ti sei divertita? Moltissimo, ho fatto anche molte amicizie, è una bellissima esperienza e saluto tutte le altre mie compagne. Paola, da dove vieni? Io vengo da Giuliano in provincia di Vicenza e ho 20 anni e studio al secondo anno Scienze della Formazione Primaria all'Università di Padova.
E congratulazioni, Grazie in mille. bocca al lupo per la finale. Prego.